tutti a fare i panini con il latte condensato. Io vi faccio una bella torta al latte condensato. La volete fare pure voi? Pigliate carta e penna e un barattolo di latte condensato e venite a presa a me. Planetaria 4 tuorli d'uovo, oppure se tenete lo sbattitore elettrico, e li montate fino a che non diventano belli sedi, come una neve, una nuvola. Prima ho sbagliato a dire, erano 4 albumi e non 4 tuorli. Adesso invece passiamo ai 4 tuorli veramente. Guardate come è venuta bella, una morbidezza. Ragazzi, che testa che tengo. Allora, adesso 4 tuorli d'uovo in planetaria e 100 grammi di zucchero e facciamo montare. Tuorli d'uovo e lo zucchero, aggiungo 200 grammi di latte condensato, ecco qua, e facciamo ancora mescolare. Unisco una bustina di vanillina e 150 grammi di amido di mais e faccio mescolare ancora. 200 grammi di farina 00, 50 ml di olio di semi, 100 grammi di latte e faccio mescolare tutto. Ne aggiungo una bustina di lievito per dolci pane angeli oppure una da marca, quello che volete voi. Facciamo fare l'ultima mescolata. Tutto il mesca francesca, l'impasto che abbiamo fatto, per ultimo ci mettiamo gli albumi d'uovo e li giriamo piano piano, con manare liquido San Gennaro, piano piano, e ci incorporate tutta l'aria. Qua adesso prendete un bel ruoto, io prendo sempre questo qua con la cerniera, lo riempite di staccante oppure burro e ci versate tutto il mesca francesca che abbiamo fatto in forno a 175 gradi per 40-45 minuti. Ogni tanto diatela da un occhio. Ecco qua ragazzi, io ci metto la crema Lotus, l'ho tagliata a 3 strati, voi ci potete mettere la Nutella o qualche altra crema spalmabile. Qua ragazzi ancora un altro strato. Assaggiamo. Voglio, e che profumo! E se la fate pure voi questa torta al latte condensato, scrivetemelo nei commenti.